Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua, siamo tornati su Veneto Globe. Questa è la prima puntata della nuova edizione. La scorsa abbiamo fatto la puntata d'apertura e abbiamo avuto il nostro sindaco Fabio Chies, che saluto. Ciao Fabio. E il colonnello Mario Giuliaci, che saluto. Ciao Mario. È stata una bella puntata, interessante. E oggi abbiamo un ospite, il nostro primo ospite effettivo, che è Sandro Varagnolo. È un artista di Chioggia e lo vedremo tra poco. Oggi sono accompagnata da alcuni prodottini nuovi della Cadiraio, che saluto Sandra e saluto i figli. Dei bei prodottini, abbiamo il Raboso del Piave, immancabile vino, di cui io dipingo le etichette, infatti abbiamo un'etichetta fatta da me, che rappresenta un'opera di Bansky, e poi abbiamo i grissini con noci e raboso e i biscotti di raboso e lamponi. Ma per il resto seguiteci, torniamo subito. Un po' di pubblicità. Eccoci tornati. Adesso io mi collegherei con il mio ospite. Direttamente da Chioggia, Sandro Varagnolo. Ciao Sandro. Per l'ospitalità. Grazie mille a te. Tutto bene? Come Tutto procede? bene, Come tutto procede verso bene. Chioggia? Benissimo, vedo i ottimi prodotti che avete là. Ho Hai visto visto? quell'etichetta. È un prodotto di una Speriamo. cantina, io faccio disegno per questa cantina, collaboro, faccio delle etichette d'autore per il vino che si Ho chiama visto. Raboso del Piave, Sangue del Diavolo. E infatti qui Verrò ho un'etichetta. sicuramente ad assaggiarlo perché mi piacciono molto i vini. Esattamente, beh, la prima occasione che abbiamo, ti faccio anche conoscere la proprietaria, i figli, poi c'è il Bene, marito, benissimo. un'azienda familiare molto bella. Curano, lei diciamo, Sandra De Giusti è la mente femminile e anche quella che dà il tocco creativo e che abbina il vino all'arte, quindi è lei che diciamo ha tutte queste iniziative abbinate ai loro vini. Mi piace l'immagine di sfondo che hai perché è relativa alla nostra installazione, perché ho realizzato quell'installazione là a Chioggia, Ti sei accorto, assieme a vero? due amici. Sì, quella che con le Bravissimo. Alle mie spalle c'è una tua installazione fatta a Chioggia. che insomma creava o determinava un po' di ansia, però secondo me l'arte un po' deve anche far riflettere. Poi era insomma l'occasione giusta per rappresentare in qualche modo i nostri interventi artistici con Giorgio Grasso e la Divina Commedia, quindi era proprio una cosa che è molto inerente, diciamo, alla nostra mostra che abbiamo ancora, credo, e anche te ci Sì, sei a noi siamo Milano. partiti la mostra è partita da Milano, abbiamo fatto Esatto, Venezia, Matera, Genova esatto. e abbiamo fatto tutto il tour d'Italia, ma è bella. Noi ci siamo incontrati a Venezia quella volta. Venezia, sì, sì, sì. Sì, 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 però ricordo è benissimo. stato un bel progetto, sì, devo ringraziare Giorgio Grasso. Voleva connettersi anche lui se ce la fa, ma ha detto che non sapeva, se no ha portato i suoi saluti. Comunque noi lo salutiamo intanto, ciao Giorgio. Ciao E, Giorgio. è stato un bel progetto quello che ci ha fatto partecipare, io sono contenta, io ho Sì, portato il Lucifero, ho fatto. ah, parte luci però. Io Sì, Beatrice, vedi? eh sì, Vedi? ho visto, bellissimo il tuo quadro, adesso lo facciamo vedere anche ai nostri spettatori, telespettatori Ma anzi. ho anche qua la Divina Commedia di Giorgio Grasso, che possiamo anche far vedere, vediamo se si riesce a inquadrarla. Mettila un po' Vediamo. verso sinistra, bravissimo, la tua sinistra. Ok, Eccola qua. perfetto, bellissimo. Sì.
Sì. quindi un volume veramente bello, ben rifinito, che ha avuto insomma, un notevole successo dal punto di vista artistico, ma anche diciamo letterario, perché una interpretazione del genere con 333 artisti che illustrano la Divina Commedia è una cosa piuttosto unica. Sì, Quindi, quindi un'ottima occasione anche espositiva per noi artisti. sì. E credo che l'ultima tappa sia Ravenna. Adesso vediamo, secondo le indicazioni di Giorgio, io a quella di Ravenna ci terrei anche a esserci. Non ho capito perché stanno facendo anche una seconda edizione e non so, te partecipi. Sì, guarda, io tra impegni vari credo di sì. Anche se tante volte non riesco a esserci presente fisicamente, però so che con Giorgio Grasso, sì, diciamo, siamo in mani sicure perché lui ci Sì. tiene, e cura bene le sue mostre, cura tutto quello che fa, lo fa con passione e anche dà il valore e importanza a noi artisti, quindi in media è difficile che io non partecipi a una mostra di Giorgio, anzi cerco sempre di farcela, comunque di preparargli il quadro se non ce l'ho, però ultimamente essendo che ero impegnata con la campagna elettorale, più impegnata Ho visto. comunque tra i miei lavori e varie cose che sto portando avanti, eh, tante volte sì, non è semplice riuscire a dedicarsi all'arte come si vorrebbe. Noi artisti poi siamo abbastanza particolari. Allora io parlo da me che sono una pittrice che sono anche molto emotiva, quindi a volte se non sono proprio con l'umore adatto non riesco neanche a creare come vorrei. Ci sono dei momenti in cui la mia ispirazione è al massimo, allora là io do il massimo e vado avanti finché ho voglia di fare. Ci sono dei momenti in cui non riesco a creare, dopo penso, faccio qualcos'altro e poi mi torna un altro po'. Poi tra gli impegni di lavoro così, tante volte l'ispirazione la trovo la sera o di notte proprio, magari non dormendo, non riuscendo neanche a dormire a volte perché ho voglia di creare, non dormo, dico no, mi viene voglia di fare questo. Sì, sì. Prendo il quadro e mi metto a Hai fare. l'ispirazione lo fai. Sì, penso che Beh, anche te, essendo artista, anche tu penso hai dei momenti in cui sei più ma sì, creativo o meno. guarda, questo è proprio il momento mio di stasi perché in realtà non sto producendo quasi nulla. E ti devo dire che a volte cosa vuol dire anche la fortuna insomma, in alcuni casi, o sfortuna, dipende dal punto di vista. E questa opera qua che ho fatto, che ho portato a Milano, la Beatrice che Sì. discende gli imperi, è un'opera in realtà che io avevo già fatto e mi sono ammalato di Covid. Purtroppo ho avuto anche un ricovero al Dolo, insomma, in centro di pneumologia, e quindi quando sono uscito dal ricovero mi sono accorto che Giorgio Grasso stava facendo sta Divina Commedia, perché stavo preparando appunto la mostra, diciamo, da legare all'installazione. E beh, la fortuna ha voluto che mi accorgessi di questa idea della Divina Commedia illustrata, e quindi contattandolo proprio nell'ultimo tempo massimo sono riuscito insomma a integrarmi nella Divina. Quindi per dire come a volte anche la fortuna ti porta un attimo avanti, insomma, oltre all'ispirazione, Infatti, sicuramente ci vuole. ma il tuo quadro è veramente bello, poi ci sta giusto, a parte che tu Sì, sei molto bravo, quindi, però grazie. Anche nell'insieme te è comunque. veramente un quadro molto affascinante, molto espressivo, profondo, anche non solamente perché si vede Beatrice nella profondità, ma proprio nella discesa, ma proprio per quello che trasmette l'osservatore, veramente molto, un'opera Sì, bellissima. sì, infatti, guarda, mi dai l'occasione Sì, faccela vedere di anche. spiegare? Eh, ce l'hai là, oppure te lo mostro io. Sì, un po' più Io ho verso tua sinistra, bravissimo. eccolo, si Sì. vede, esatto. Questa qua, questa è la Beatrice che discende di Freni. Se guardi sotto qua, ci sono le nostre mani sulle profondità marine che rappresentano questi modi È dannati. vero, Sarebbero praticamente le mani dell'installazione. Vedi? verissimo. Eh.
esatto. Bellissimo, Quindi spettacolare. praticamente il quadro si integrava con l'installazione. Allora, bisogna accennare un attimo alla mia storia, insomma, artistica. Io sono nasco come collezionista prima che artista e successivamente mi attivo nel dipingere e nel ricercare. Oltretutto, diciamo, in tempi recenti mi esprimo anche con la scultura, in qualche modo anche con le installazioni. Infatti questa installazione è la seconda. Prima abbiamo fatto un'installazione nel 2019, sempre insieme con questi due amici, che trattava della plastica e dell'abbandono della plastica in mare, perché ritengo che le installazioni siano la cosa più contemporanea che noi abbiamo, però non sono slegate completamente dal nostro modo di fare, cioè di dipingere in maniera tradizionale, comunque nelle condizioni tradizionali di fare arte. L'installazione, secondo me, è qualcosa di più effimero che in qualche modo deve creare le condizioni per cui le persone pensano, riflettano. Ormai il mondo è fatto di immagini, quindi in qualche modo i quadri, per quanto possano scaturire ancora emozioni, secondo me, rientrano, diciamo, dentro un serbatoio enorme di immagini. Quindi l'installazione prende in qualche modo più corpo dal punto di vista, diciamo, emozionale. Quando fai un'installazione devi tentare di creare in qualche modo emozione forte sul pubblico. Certo. In effetti questa installazione, perché poi questo è il significato, nel momento in cui la disinstalli, basta, finisce. In qualche modo o la ricicli, se riesci a riciclarla, o la smaltisci. E questa installazione, secondo me, inondante, si chiamava Inondante, ha assortito proprio il suo effetto, perché, ripeto, ha avuto tantissime anche critiche, alcune positive, tante negative, ma proprio legate al fattore emozionale. Tanti si sentivano in qualche modo scossi, almeno questa è stata insomma, l'emozione, la sensazione, quello che ti hanno riferito. sì, sì. Certo. E diciamo che Sono stati l'installazione è parecchi. diversa. L'installazione è diversa da un dipinto, perché un dipinto Sì. lo vedi, la sensazione, hai anche l'idea proprio di passarci in mezzo, quindi di entrare nel dipinto, entrare nell'opera. Quindi fa un altro effetto sicuramente molto più emozionale di un dipinto che, per tutto rispetto, il dipinto dà emozioni, che siano positive o negative, è sempre, cioè, riuscire a dare un'emozione con la nostra arte è sempre una cosa è la cosa che ci dà soddisfazione a noi artisti, sinceramente, perché noi, oltre a dipingere per noi stessi, lo facciamo per riuscire a trasmettere anche una parte di noi e vedere le persone che apprezzano quello che facciamo e riusciamo a suscitare un'emozione. Questa secondo me è una grande soddisfazione, anche perché il termine artista sia non viene... negativa o positiva, Sì. far riflettere. Sì, in effetti è così. Possiamo anche dire che l'installazione diventa poi quadro, perché adesso questa installazione qua di Inondante aveva una peculiarità. Praticamente le mani, essendo fatte di poliuretano con un peso alla base, in qualche modo si muovevano. Infatti abbiamo avuto almeno 2 anni di studio per capire il movimento delle mani. Quindi quando ti presentavi davanti non vedevi un qualcosa di fermo, ma vedevi proprio un qualcosa di movimento, sembravano vive. Oggi che non c'è più, ci rimangono le immagini, in qualche modo il dipinto di quell'installazione, e quindi alla fine tutto torna. E per questo dicevo prima, in qualche modo le due cose sono connesse. L'installazione è qualcosa magari di vivo, di presente, di palpabile, però poi si trasforma quando finisce in immagine, come sono i quadri. Ho visto che c'hai un'immagine dietro un tuo quadro, quello dietro alle tue spalle. Sì. Molto Questo è un bello. quadro del 2015, esatto, è un quadro, tanto è molto grande, è 2 metri, le donne sono veramente giganti. Io spesso dipingo la donna perché ho una predilezione per questo genere di figura, secondo me, sul mondo, diciamo,
vivente e tra i soggetti migliori da dipingere, almeno personalmente. Anche a me piace Magari te tanto il da corpo donna femminile. preferisci gli uomini, però io personalmente, insomma, la donna la vedo veramente un essere, insomma, perfetto da dipingere. E questo quadro qua nasce proprio con alcune, diciamo, mitologie incrociate. Se te guardi, in qualche modo, rappresenta le tre grazie, ma in realtà, se vedi, in testa hanno una serie di serpenti. E quindi sono le tre gorgone descritte a mio modo, quindi mantenute donne, non mostruosità o comunque, perché sai che il mito della gorgona o comunque di Medusa ce ne sono almeno due, nella più antica il mito prevede tre gorgone, mentre quella, diciamo, più quella greca, insomma, quella di Medusa, in qualche modo il mito prevede la trasformazione di una donna bellissima in qualcosa di mostruoso, no? Che pietrifica addirittura degli esseri che la guardano. E qua è una forma incrociata e quindi tutto il quadro si basa su un incrocio, insomma, un incrocio di miti, che sono le tre grazie e in parte le gorgone. Molto bello, molto bello. È un C'è un quadro altro chiaramente pronta, diciamo, naturalistica, comunque bellissimo. realistica, e Poi quindi a me piace il corpo femminile, anch'io sì, lo ripropongo in alcune opere che faccio. Quindi il tuo è veramente un bellissimo quadro. Ce n'è un altro che mi piace molto, si chiama Città sì, Deserte, mi sembra. sì, Adesso lo facciamo vedere dalla regia. sì, Ok. che Mi piace molto perché trasmette comunque, in parte la resa, perché l'hai rappresentato molto bene, si vede la tecnica, si vede che secondo me ti piace anche molto perché lo hai reso veramente bello. Quindi... E dici poi, città deserta, sì, che trasmette... adesso non lo vedo. Sì, trasmette proprio, ma a parte che ti fa riflettere, perché ti fa pensare. Quando, tipo, un esempio anche il Beatrice che scende nelle abissi, tu guardi negli inferi, no? Eh, Tu lo guardi e vedi questo bel corpo di donna che scende giù. Qui guardi le tre grazie. Lì guardi e pensi, perché comunque c'hai una statua e hai esatto. tutto... E pensi cosa, cosa voleva rappresentare l'artista, cosa significa il perché città deserte, come mai, cioè, ti fa E poi ti riflettere accorgi di comunque. quella mascherina abbandonata. C'è una mascherina abbandonata, non so se hai Sì, notato. per terra. E, e quella è la chiave, diciamo, del dipinto, perché in realtà il quadro là, a parte che adesso diventa di uso comune durante la pandemia, tutti gli artisti dicono ho fatto, ho realizzato questo. In realtà invece quel quadro proprio è stato realizzato durante la pandemia e finito dopo la mia guarigione e un isolamento che è durato praticamente almeno un mese Pensa. e quindi in qualche modo rappresenta molto il periodo storico, anche se viene in qualche modo trasmesso, comunque riportato con una tecnica anche in qualche modo antica di dipingere, adesso il quadro qua non si vede, comunque c'è uno sfumato dietro, in qualche modo ci si cerca in uno scorcio di fare anche la famosa, insomma, prospettiva aerea, no? Certo. E quindi quel quadro là in qualche modo fa riflettere almeno su due elementi: l'isolamento dell'umanità e il rischio gravissimo nel quale si è trovata l'umanità, e non è ancora escluso che non si troverà più avanti, nel quale appunto la mascherina ricorda, insieme alla statua, che rappresenta in qualche modo la religiosità, quindi il divino, ricorda, essendo deserta, che una volta poteva esserci, diciamo, una vita che la rappresentasse. Quindi città deserta inteso come un grande evento che in qualche modo Certo. lascia solo le cose, insomma, materiali, Ok, fisiche, il marmo, certo, sì, capisci? sì, sì.
Immaginavo quindi comunque che non c'è era... presenza di umanità all'interno. La statua ne rappresenta le sembianze, ma Giusto? l'umanità Sì, non sì, è sì. scomparsa. No, no, una bellissima spiegazione, l'hai rappresentata molto bene, sì, era proprio il periodo, si vedeva anche dalla mascherina che era una rappresentazione che di uno stato d'animo del periodo che stavamo comunque passando. Sì. Bene, Quello è uno scorcio particolare di Chioggia, che si chiama Pietas. È stato dipinto veramente da tantissimi artisti, anche stranieri. Tu non so se lo sai, ma Chioggia è passato anche Turner, per dire. Pertanto è una città che ha praticamente questa forma, insomma, così colorata e con dei monumenti particolarmente pittoreschi. E quindi si presta molto bene ed è stata praticamente riprodotta da tantissimi pittori. Però una rappresentazione così, ok. proprio praticamente deserta, penso che non ci sia, insomma. Sì, beh, Chioggia poi è Quindi, spettacolare, è bellissima Chioggia, quindi merita, chi non l'ha mai visitata, merita. Io... difatti adesso è candidata alla cultura, Ecco, capitale sì, della cultura e in occasione, guarda, ti mostro, così colgo l'occasione, c'è sta grazie. mostra dei pittori veneti, allora la mostra è Artisti Veneti per Chioggia, ci sono veneziani, altri artisti insomma locali, quindi in Veneto Globe ci sta benissimo e Certo. c'è proprio questo quadro che è visitabile a Chiesetta di San Martino. Molto bene. È un quadro molto grande, 1,5 metri, insomma, bel quadro. Grazie mille. Allora io adesso chiudo il collegamento, siamo in chiusura. Ti ringrazio per essere stato con noi. Ringrazio te e la Veneto Globo per l'ospitalità, insomma, spero di rivederti e risentirti, Ma magari vengo certo, io a ci Conegliano, teniamo in perché contatto, poi comunque anche beh, vengo io a fare un giro a Chioggia, comunque poi magari vieni tu qua a trovarci a Conegliano, esatto, facciamo, anche perché comunque mi qui piacerebbe assaggiare siamo un po' il città vino. d'arte, città di vino, Certo, come si dice, siamo città d'arte, città del vino, facciamo mostre, esatto. esposizioni anche qua, quindi non si sa mai che magari potresti venire anche qua da noi a Conegliano, quindi Assolutamente sì. assolutamente. Ti saluto, ti auguro buone Grazie. cose, buon lavoro. Alla prossima, Sandro, grazie mille. Ciao. Ciao, torniamo subito. Siamo tornati, eccoci qua, abbiamo visto Sandro Varagnolo, che saluto ancora, un caro artista, bravo, lo vedremo ancora sicuramente, anche qua da noi a Conegliano. Io volevo ringraziarvi per essere stati qua con noi, la nostra prima puntata effettiva. Vorrei ricordarvi l'appuntamento di questo fine settimana, anche del prossimo, con l'Erotico Contemporaneo, che è la mostra di cui faccio parte anch'io, dell'Associazione Culturale Intarta, e saluto Giovanna, saluto Matteo, saluto Monica, che sono i fondatori dell'associazione. E siamo ancora in esposizione fino al 21 novembre, quindi se volete venire a Palazzo Sarcinelli potete venire lì dalle 10 fino alle 7 di sera. Adesso stiamo valutando di tenerla aperto anche il venerdì mattina, vediamo. Ma lo saprete seguendoci nel corso della settimana, insomma. Vi saluto, vi aspetto qui su Veneto Globe la prossima settimana, che ci sarà un altro artista. Grazie mille a tutti, ciao ragazzi!